il 27 o 28 dicembre. Io mi sono anche intabarato su bene, siamo a -1, il problema è che la visiera tutta appannata. So che esistono delle specie di seconde visiere, non lo so, cioè non so se sono nel senso delle pellicole o degli spray, non lo so che non si disappanna più la parte destra. La GoPro in impresa, c'era uno stormo di cormorani che aveva spiccato il volo, era una cosa da zeo in zeo, o un gheo in gheo, e che gheo in gheo mi suona tanto tipo gay e gay, unico. D'altronde d'inverno con un grado centigrado al sole. Serviva questa cosa per mandar via il dispiacere, non è che è intelligente fare un giro in montagna così con sto freddo, era proprio per dimenticare le ferie saltate in Slovenia per colpa di qualche zingaro di merda che mi ha scippato il telefonino, me l'ha borseggiato, di come vuoi, me l'ha preso dalla tasca in italiano. Finita, no, perché attorno al lago c'era tutta la strada ghiacciata, era una lastra di giasso, the ice. Pensare che quella volta la vidi proprio qui e decisi che mi piaceva sta moto qua. Ti spiego una cosina, oggi è il 29 dicembre, sono andato in comune per chiedere la carta d'identità con la denuncia in mano, perché senza di quella non posso chiedere il permesso provvisorio di guida, hai capito? Cioè è una follia pura. Praticamente, siccome c'erano 2 persone dentro, di cui una era anche un mio amico, Ale, ciao Ale, che aveva anche quasi finito, quindi c'era una persona oltre a me, e bisognava prendere appuntamento, ok? Sì, perché c'è troppe persone, c'è 2 dipendenti e un cliente, quindi c'è troppe persone, bisogna prendere appuntamento. E quindi al 9 di gennaio, quindi fra 2 settimane, cioè hai capito? Semplicemente mi sono messo a ridere, non ho controbattuto, ho detto va bene, ho dato la mia disponibilità per quel giorno e l'ora e basta, sono andato via. E credo che non serva neanche commentare questa cosa. Secondo me dobbiamo comportarsi di conseguenza, tipo io ora andrò via senza patente, cioè, perché sono le nostre istituzioni che creano questi problemi, non noi cittadini. Noi cittadini ci mettiamo l'anima, almeno alcuni, tipo me, ci mettiamo l'anima per comportarci bene, per neanche tanto seguire le regole, perché le regole, vedi, a volte sono molto stupide e insensate, ma appunto per comportarsi bene. Noi facciamo di tutto per non danneggiare niente e nessuno e guarda come veniamo ripagati, hai capito? Quindi niente, io credo che bisogna iniziare a fare un bel po' di disobbedienza civile, che è un po' l'anarchia, e iniziare a prendere in mano noi da soli il nostro paese, come insomma alla fine abbiamo già iniziato a farlo inconsciamente. Guarda un po' la sanità che ci hanno tolto, noi andiamo sempre da privati, no? Perché dici cazzo, la visita me la danno fra 12 mesi, 16 mesi, vado al privato e pago, quindi abbiamo risolto da soli per quanto riguarda la sanità. Per quanto riguarda la sicurezza, se tu guardi, stiamo pagando di continuo tutte quelle Civis e quelle agenzie private che vengono a controllarti la ditta piuttosto che l'abitazione e via discorrendo. E bisognerà continuare sempre di più, cioè se si trova un ladro gliene si dà di santa ragione e poi si nasconde il corpo a questo punto, come dicono tanti. Io sono sempre stato contrario a sta roba, però non vedo soluzione, cioè siamo sempre più abbandonati e adesso diciamo non è che questo, quello che è successo oggi, è la scintilla che ha fatto traboccare il vaso, no, cioè il vaso è traboccato ancora tanto tempo fa. Fantastico, sono stato alla polizia di Stato qua di San Donato, mi hanno detto no, ma cosa gli hanno detto? La patente va richiesta in un'autoscuola e con la denuncia, io già ce l'ho la denuncia, è pazzesco. Vabbè, non va però essere, cioè c'è tutto un suo gioco con me, appello il dito di occhio. Vabbè dai, via, altra città, andiamo in autoscuola. È tutto un rimbalzare, porco cane, ognuno dice la sua, ognuno dice una cosa diversa dall'altra, è fantastico.
allora aveva ragione il mio amico Ale, che ha detto che sua cugina per rifare i documenti è diventata stupida. Cioè, io da ingenuo ho detto mi faccio 20 milioni di fototessera, vado in comune, vado dai carabinieri e basta, sono a posto, faccio le richieste e mi arriva tutto a casa. E i miei coglioni, povero mondo. Io sto registrando ogni passaggio di questo video per soddisfare la curiosità di alcuni di voi, in quanto forse non tutti sanno che all'estero siamo derisi, ma siamo seriamente derisi per la nostra stupida burocrazia, cioè siamo proprio dei pagliacci, degli zimbelli. Però giustamente da italiano dici ok, ma nello specifico cosa? E pertanto nello specifico oggi, tra per carità le milioni di cose che uno può fare nella vita, vi porto a scoprire come si rihanno i documenti a seguito di un furto, cioè la burocrazia che devi attraversare, hai capito? In quel contesto, perché poi ci sono burocrazie per tante altre cose, per costruirsi le case, per cambiare residenze, che ne so io. Ok, ennesimo giro, ora ero qui in autoscuola Ponte Crepaldo, mi ha detto no, che ci vuole il permesso di guida provvisorio, quindi che è quello che i carabinieri di Eraclea non mi hanno fatto, perché hanno detto che ci vuole la carta d'identità e per la carta d'identità ho appuntamento tra 2 settimane per fare la richiesta del duplicato carta d'identità. In autoscuola mi hanno detto no, non è assolutamente vero, che ci vuole, le hanno detto una cosa sbagliata, va bene, allora adesso vado ai carabinieri di Sannona di Piave, cioè cambio altri carabinieri, così li ho fatti tutti, insomma, ecco. Un trofeo faccio tutte le pulizie carabinieri e varie del Veneto. So, se vogliamo guardare un lato positivo, con tutti gli infiniti giri che mi sto facendo con i DC accesi mi stracarico le batterie. Un'ora di attesa, però i carabinieri di Sannona me lo fanno, non capisco perché i carabinieri di Eraclea no. Cosa? Sì signora, mi prenda sotto, deficiente. E per fortuna è anche duplicabile e quindi ora vado a prendere un bollettino in tabacchino e sperando che ovviamente adesso magari sarà anche chiuso e va bene, se no bisogna andare in motorizzazione, era un casino. Vagina fritta e calamari che dopo secondo me a fine saranno totani. Altre 2 ore poi apre il tabacchino, però vedi la fortuna di avere un camper, cioè devo aspettare tipo 3 ore e mezza qua. E niente, mi sono preso i calamaretti, mi guardo le troie su Instagram, bevo una birra, faccio un riposino, ho il mio bagno, sto al calduccio. Dio povero. Io mi chiedo, una persona normale intendo consuetudinale, quindi una persona che magari doveva muoversi con l'auto o il motorino in mezzi pubblici, come cazzo faceva? Va via di testa, sbrocca, veramente sbrocca. Sì, la prendo con filosofia nel senso che cerco di sviare, non dare importanza, non dare peso a queste cose. Sono andato al supermercato con la mia calma, sai, mi faccio le mie cose, però, cioè, perché in sostanza io sono a casa qua, no? Hai capito? Però ragazzi, veramente aveva ragione Ale, Dio caro, aveva ragione Ale. E tanta altra gente che dice ma i soldi sono il meno e sono i documenti, è vero Dio caro? Cioè io pensavo veramente innocentemente, vai dove devi andare e dice mi hanno derubato, ecco qua la denuncia e niente, chiedo i documenti nuovi, poi mi arrivano a casa. No, me coglioni. Adesso per la patente, visto che i carabinieri di Sannona al contrario dei carabinieri di Eraclea me lo fanno, sto permesso di guida provvisorio, e hanno bisogno di questo bollettino da 10 euro e non è una cosa però che si può fare in tabacchino così, cioè tipo una marca da bollo, no, è una cosa che bisogna fare tramite il portale dell'automobilista. Non vorrei mai, siccome dopo magari lo pago tramite appunto online, non ho una ricevuta cartacea, che a loro poi non vada bene, quindi comunque quello del tabacchino è stato molto gentile, ha detto alle 3:30 vieni qua, lo facciamo assieme. Io farò così, intanto ho già dato un'occhiata per correttezza, insomma, ecco, perché voglio sempre vivere nella mia autonomia. Poi ho visto che appunto c'è questo pagamento di 10, un altro di 40 e
Il dubbio poi, cioè, non è che vogliono qualcosa di cartaceo? Se io pago col telefonino, cosa hanno di cartaceo poi i carabinieri, capito? Quindi sono punto a capo, oltre ad aver buttato via soldi. Vabbè, dai, un'altra oretta e mezza e torniamo dal tabacchino. Ore 15:41, pagamento effettuato. Era fatto quello del tabacchino, molto sgentile, le tasse faccio io perché è una giungla. Ok, aggiornamento, sì, verrà un video bellissimo. Praticamente adesso anche qua dei carabinieri di San Donà si sono accorti che no, ci vuole la carta d'identità per fare il permesso provvisorio di guida. Praticamente quando ti rubano il portafoglio sei veramente fottuto, capito? Perché c'è un assurdo itinerario cronologico da seguire che ti manda avanti fuori maniera. Adesso ve la racconto a quello del tabacchino e poi vado avanti. Da denuncia sarebbero quelli del comune di Eraclea che avevano 2 persone in croce e mi ha fatto prendere appuntamento tra 2 settimane. Certo che da una vacanza da sogno in Slovenia, girando nel parco nazionale del Triglav con la bicicletta, a questa tortura, a questa odissea burocratica, ne passa, Quindi sì, io prima sono stato buono e tra virgolette comprensivo, tra virgolette perché non è assolutamente l'aggettivo che volevo utilizzare, ma auguro di tutto cuore un cancro al cervello a quelli che mi hanno preso il portafoglio. Cioè, ma veramente, io desidero la loro sofferenza, la desidero proprio, è la verità, fioi, è la verità. Vabbè, allora come procediamo? Tanto ormai rovinato per rovinato. Io ora andrei a Eraclea di nuovo, cioè rifacciamo l'ennesimo giro, abiterò lì, mi metterò a abitare magari fuori dalle scuole che c'è il parcheggio più grande. Domani mattina, perché sicuramente adesso cosa sono le 4, è chiuso il comune, ripasserò in comune e dirò sta roba e dico ascolta fioi, cioè è possibile? Però no, secondo me è più una cosa che il mio buon senso mi dice di fare, ma l'altra parte del buon senso, che è il buon senso pragmatico, ossia non quello neanche tanto emozionale bensì civico, mi dice di fare che lascia stare, perché comunque sono come i mussi, dicono no, ci vuole l'appuntamento, si potrebbe tentare, però non lo so, quasi quasi, ma sì dai, io tento, vaffanculo, io tento, vado a vivere Eraclea, così domani mattina riprovo in comune e gli dico ascolta ragazzi, mi fate andare 2 settimane in giro per l'Italia senza patente? Scherziamo? 5 minuti ci mettete a fare la richiesta di carta d'identità, anche perché l'avevo già fatta, so quanto ci vuole, è quella la cosa vergognosa. E tacci che ho fatto il video perché all'inizio sai che io riprendo un po' tutte le cose interessanti della vita, perché è giusto condividere, perché tramite la condivisione uno può prendere aiuto o comunque anche salvarsi il culo da certe situazioni. Ma invece no, cioè invece no, sì, succederà così, ma non sarà più un'integrazione a questi diari di vita quotidiana, ma sarà un video vero e proprio, un video fantoziano, Dio caro, su cosa succede a chi perde il portafoglio in Italia. Dio nato. Ah, PS, aspetta, perché già che ci siamo, se avessi avuto, cioè se mia nonna avesse avuto le ali sarebbe un aereo, ok? Quindi se avessi avuto il passaporto si sarebbe potuto procedere. Il passaporto appunto dovevo farlo, io ce l'avevo segnato, era oggi nel mio calendario. Vabbè dai, ma non ce l'ho, quindi inutile stare là a parlarne. Caro diario burocratico, quel giorno si alzò anche una tipicissima nebbia, perlomeno la strada che collega San Donà di Piave, carabinieri, polizia e Eraclea, carabinieri e comune, è praticamente dritta, insomma, ecco, cioè è piacevole perdere tempo e gasolio e andare avanti e indietro così per niente, è piacevolissimo, cazzo. Ma sì dai, no, guarda un altro lato positivo, io veramente non sapevo cosa fare, no? Un po' demoralizzato dal discorso del furto, dal discorso delle ferie saltate in Slovenia, e ho detto dai che andiamo a fare la van life burocratica a Eraclea, dai, bellissimo. Ho fatto le scuole medie, che incubo. Stavo notando una raffica di cessate attività, e d'altronde fate entrare negri e magrebini di continuo, come vuoi che giri l'economia?
Come da prassi adesso mando la foto al mio amico Riccardo, perché posso trovarlo sempre quando al bar chiuso. Abito qui, ma non mi piace mica tanto, Perché non c'è nessuno. A volte mi domando perché pago le tasse. Stavo controllando su Google Maps un po' di minchiate da Instagram. Quando vicino a questa minchiata da Instagram ho trovato il modo, secondo me, per fare i soldi, avendo un piccolo budget, cioè piccolo, avendo un budget di investimento. Allora qua, sta merda qua. Più di 500 euro al giorno, sta merda, un prefabbricato del cazzo. 500 euro al giorno, fioi, 500 euro al giorno. E che ci crediate o no, per carità il posto sarà anche bellissimo, ma che ci crediate o no, tutto il 2026 è già prenotato. I posti liberi ci sono dal 2027, adesso è il 31 dicembre 2025. A volte secondo me sbagliamo, cioè soprattutto, ma non dico neanche a noi veneti, però noi forse figli degli anni 80 abituati a quella mentalità del lavoro, del sacrificio, cioè più lavori più guadagni, che in parte è vero, però guarda qua, cosa serve farsi il culo, far tante ore, quando uno, Dio caro, li investe su una merda del prefabbricato e ciappa 500 euro al giorno, a notte, vabbè, al giorno. Pazzesco, un adulto, aspetta, fermo là. Voglio vedere con due adulti, perché che cazzo vai a fare uno da solo? Porterà? Ah, è uguale. Qua, vabbè, check-in, qua ti ho detto è tutto pieno. Dobbiamo andare per forza nel 2027, no, qua è gennaio. Ecco qua, adesso sono salite le prenotazioni. Adesso dal 21 marzo 2027, check-out 22 marzo 2027, no, paghi uguale. 455 sterline, 500 e qualcosa euro, quindi che sei in due o da solo paghi uguale. Te conviene andare in due? No, ma scherzi a parte, se rendiamo conto, 500 euro al giorno, merda del prefabbricato, è un prefabbricato di merda, è bruttissimo. Aspetta che guardiamo gli interni. Vuoi vedere se la femmina che fa i pompini? No, Dio caro, noi nessuno, guarda che divani di merda. Con tutto rispetto, 500 bombe al giorno, la cucina è carina, ma no, da 500 euro al giorno, cioè per 500 euro al giorno minimo che dai essa cinesina che fa le pending, ma proprio come minimo. Dai, Dio cazzo, 500 euro al giorno, fioi, dai. E non puoi chiamarlo Mona, ripeto, hai visto in tempo reale le prenotazioni, anzi fino a prima, da gennaio 2027 era libero, si vede che adesso la gente sta prenotando, quindi il cane nuovo di mia madre. Però siccome arriva dalla Sicilia bisogna un attimo interfacciarsi nel modo corretto. Oi, scugnizz, ma bene, Ti incazzavo ogni volta che ricevo, si dispoglia sarà più bella ancora, disponibile non so che va là. Quasi tu mi prometto cuore, che da tutto rindanarsi, e per queste cose io perdetto a te. Andare, come ci fatta sta lontana da te, ma che conferenza si è pigliato tempo, ci farei spartuto. Andare, soltanto tu sei tale quale a te. Voglio ancora che treme paura, si sta in scura, Lucana mi faccia mia prima scusa. Tanto saccia vai pazza per me, prima solo a tu c'è ma per